Stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata con il fidanzato Alison, 20 anni, a bordo della sua auto acquistata solo una settimana fa, imboccato il sottopasso di Salvatronda. All'improvviso, dalla direzione opposta un'auto ha iniziato a invadere la sua corsia fino a colpirla violentemente sulla fiancata. Correva e dopo che mi è venuto addosso ha continuato proprio la sua corsa ad alta velocità. Sotto shock e ferita, Alison è stata soccorsa da un automobilista di passaggio. Grazie a lui è riuscita a chiamare i soccorsi e i familiari. La giovane è stata portata in ospedale per essere medicata. Mi sono fatta male alla schiena e ho una prognosi di 8 giorni per tenere il collare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. In mattinata si è presentata l'automobilista. Si tratta di una coetanea appena 20 anni che secondo il suo racconto non si sarebbe resa conto di aver provocato danni. La giovane è stata segnalata all'autorità giudiziaria. Nemmeno 12 ore dopo un altro incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, in zona Borgo Padova, sempre a Castelfranco. In prossimità di una rotonda un giovane studente in sella alla sua moto è stato urtato da un furgone che poi è fuggito. A fermarsi per aiutare il ragazzo un automobilista. Le indagini della polizia locale. Il ragazzo era davanti a me caduto e il furgone che è scappato e basta.